Lunedì 9 ottobre 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Ovviamente la notizia in primo piano riguarda il 60° della tragedia del Vajont. Era il 9 ottobre del 1963, Vajont 60 è il giorno di Mattarella. Il presidente prima al cimitero di Fortogna, poi salirà sulla diga, è il primo capo di Stato dopo Ciampi nel 2003. Oggi è il giorno della memoria e se le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono già risuonate come un macigno nei giorni scorsi in cui il capo dello Stato ha parlato di lezione terribile e indimenticabile, oggi sarà presente e parlerà alla cerimonia commemorativa del 60° anniversario della tragedia del Vajont. L'omaggio alle vittime inizierà alle 11 al cimitero monumentale di Fortogna a Longarone, dove oltre a Mattarella ci sarà anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Alle 12 il presidente della Repubblica visiterà l'area della diga dove si terrà la commemorazione civile. L'ultimo presidente della Repubblica che venne a Longarone fu Azeglio Ciampi in occasione dei 40 anni dalla tragedia. Era il 2003 e fu allora che Ciampi emise il decreto di riconoscimento del cimitero monumentale. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 2 e a pagina 3. E sempre in merito al 60° del Vajont, Longarone, Bottaccina, assessore regionale, quel giorno è nata la protezione civile, un viale dedicato ai soccorritori. Erano 1500 ieri per l'intitolazione della via ai soccorritori del Vajont. L'approfondimento di Fant sempre a pagina 2. Cesio Maggiore, Lattebusca apre le porte dell'azienda. 5.000 persone si sono recate ieri allo stabilimento Lattebusca di Cesio Maggiore per l'Open Day organizzato dalla cooperativa con l'obiettivo di far scoprire alla clientela la lavorazione dei formaggi oltre ai nuovi prodotti. Di servizio di Poste Italiane, corrispondenza arretrata, diffide degli avvocati, chili di posta in arretrato a causa della mancanza di personale. In più parti della provincia di Belluno i cittadini attendono a lungo per ricevere la tanto sospirata corrispondenza. L'approfondimento di Fontanive a pagina 5. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, l'evento in 500 alla Cortina in Rosa a favore della ricerca sul cancro. Altri richiami dedicati allo sport, in questo caso il calcio di Serie D, un colpo di testa di Toniolo decisivo nell'1-0 al Bassano, vittoria al 95°, la Dolomiti adesso è seconda. E sempre dallo sport, una straordinaria Giada Speccia, mai così in alto in Coppa del Mondo, 11° posto in Canada. Rugby, Feltre subito vittorioso in B e il Belluno perde di 1 punto. Calcio, primo pari, si ferma la corsa del Longarone Alpina. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Anche il Corriere delle Alpi dedica l'intera prima pagina al 60° del Vajont, l'anniversario Vajont 60 anni dopo. Longarone omaggia i suoi angeli, oggi Mattarella a Fortogna e alla diga. Vediamo una foto a piena pagina dedicata appunto a quanto si è svolto nella giornata di ieri nel centro di Longarone davanti alla chiesa monumentale, l'alzabandiera davanti alla chiesa di Santa Maria Immacolata a Longarone ieri mattina in apertura delle cerimonie con cui la comunità ha ringraziato i soccorritori di 60 anni fa. Memoria coniugata al futuro, l'editoriale di Luca Traini, il commento a Francesco Iori, troppi Vajont pianti e dimenticati, l'intervento Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, 60 anni da non lasciare nel passato, il racconto Fulvio Ervas, se avesse vinto la gente di montagna, cosa sarebbe accaduto se la testarda gente del Vajont avesse risposto fatevela a casa vostra agli scagnozzi della Sada. E l'approfondimento lo troveremo all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. Ed entriamoci quindi al suo interno. Siamo a pagina 2, memoria del Vajont, un abbraccio ai soccorritori di 60 anni fa. Longarone ha dedicato il viale che passa davanti alla fiera a chi l'aiutò a risollevarsi. Padrin, presidente della provincia, nonché sindaco del comune di Longarone, avete pianto con noi, stretto i bambini, curato le nostre ferite e alleviato il dolore. Cognac per sterilizzare e farsi forza, ci davano antidoti contro la paura. Maerilda aveva 17 anni, spostavamo i tronchi e recuperavamo corpi. Sopra Erto 2 alpini della Giulia morirono in un incidente in elicottero. Avevo 17 anni, ero volontario dei Vigili del Fuoco del Primiero. Ha dovuto firmare mio padre perché potesse andare a Longarone, che venga anche il Beppi che ha esperienza.
Aveva detto il comandante: avevo visto il mio primo morto a 13 anni, Giuseppe Marield è uno dei soccorritori più giovani arrivati ieri a Longarone insieme con un altro vigile del fuoco volontario, Giovanni Bravin di Canal San Bovo. Andavamo con un barcone lungo il Piave, racconta ancora Beppi, dove c'erano delle secche di acqua, si spostavano i tronchi e si recuperavano i morti. A 17 anni non deve essere stato facile, ma neppure 20 o 22, l'età media che avevano i soccorritori tornati a Longarone. Anche Carlo Garletta è stato vigile del fuoco, lui era permanente di stanza a Belluno. Ricordi bruttissimi, sono rimasto a Longarone per 10 giorni, ma poi ci sono state anche nel 64. Andavamo a recuperare ossa lungo il Piave, le ruspe tiravano sulla ghiaia e noi ci occupavamo i resti. E noi recuperavamo i resti che emergevano. Avevamo un furgoncino attrezzato con 3 casse da morto, pale e picconi. Senza guanti ci si lavava le mani con il cognac e se ne beveva tanto. Distesa di stendardi all'alzabandiera in 2000 sfilano attraverso il paese, i mezzi dei vigili del fuoco e protezione civile portano in più anziani. Sulla piazza le note solenni della fanfara dei congedati della Cadore. Ed ecco alcuni scatti, alcuni momenti della celebrazione avvenuta nella giornata di ieri mattina a Longarone. All'omelia Don Rinaldo spende un pensiero per i nuovi lutti dell'attacco in Israele. Altre testimonianze che troverete in queste pagine del Corriere delle Alpi dei soccorritori che in quel 9 ottobre del 63 e ovviamente nei giorni successivi prestarono soccorso e per lo più purtroppo cercarono di recuperare le tante vittime di questa immane tragedia. Prima dell'acqua a Belluno arrivò il rombo dell'Apocalisse di 1000 carri armati. Raffaele Iorio aiutò a salvare una persona, poi andò in caserma e partì con la camionetta. Sottoterra e fango trovammo una culla con una mamma e il suo bambino. L'alpino vicentino aveva appena finito il CAR del battaglione e venne mandato a scavare. Altre testimonianze a pagina 5. Mattarella arriva a Fortogna e alla diga e stasera l'orazione civile in 130 teatri. La cerimonia con il Capo dello Stato trasmessa in diretta dalla RAI. Alle 21 partirà da Pirago la veglia di preghiera. La cerimonia commemorativa con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina al cimitero di Fortogna, prima e alla diga del Vajont. Poi sarà il momento più solenne delle iniziative per il 60° anniversario del disastro del Vajont. Al cimitero monumentale delle vittime l'arrivo del Capo dello Stato è previsto alle 11. Mattarella è poi atteso alla diga alle 12. Il Presidente della Repubblica verrà accolto dal Presidente regionale Luca Zaia. Ad entrambi i siti sarà possibile accedere solo su invito, ma l'intera cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La diretta televisiva, curata dal TG1, è in palinsesto a partire dalle 10.45 di questa mattina e durerà un'ora e mezza. La cerimonia verrà seguita con la telecronaca di Nadia Zikowski e di Alessio Zucchini. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, presiede alle 16 la messa al cimitero. E in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al cimitero di Fortogna nel 2019. La cerimonia, Bagni di Lucca accolse i piccoli sopravvissuti, rinnovato il gemellaggio e ancora il concerto, il Requiem di Mozart eseguito in chiesa per onorare le vittime. Concerto che si è tenuto nella giornata di sabato all'interno della chiesa monumentale di Longarone. E dopo questo approfondimento dedicato al 60° del Vajont, continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 17, salute. Le farmacie sono a corto di medicinali, mancano antinfiammatori e insuline, difficoltà anche nel reperire antibiotici e prodotti per la cura della pressione. L'ordine si naviga a vista, così è complicato. Un tuffo nel Medioevo, 5 cantastorie incantano 300 bambini a favole al balcone, un successo alla manifestazione di Pomei d'Ottone a Belluno nel corteo figuranti in costume e gli sbandieratori di Feltre. Passiamo a pagina 19, fauna selvatica, allevatori tenete duro l'appello della regione sui lupi. In 4 anni e mezzo si sono registrate oltre 700 predazioni solo in Alpago. Zaia, presidente della regione, una strage, hanno diritto di vivere anche agnelli, puledri e asini. Siamo a pagina 20, imprese bellunesi, rilancio di Made in Italy passa per un binomio italo-olandese, spazio alla creatività. L'azienda di occhiali di Alano, rilevata da Mom e il bellunese De Vecchi, conserviamo le origini ma puntiamo ai mercati internazionali. L'intervista dei titolari vi aspetta a pagina 20. Pagina 21, interventi in montagna, si accascia sul sentiero 71enne rianimato dai compagni di uscita. Il malore sopra Podenzoi, fondamentali le manovre iniziali, sabato sera soccorse persone in Cansiglio e sulle Tofane.
Altre notizie brevi: Chies dal Pago, gli amici di Met donano 2.000 euro al soccorso alpino. Ieri sera in via Loreto, notizia che ci porta nel capoluogo, bimbo, allarme incendio, il forno faceva fumo. Notizie da Feltre con pagina 22, yoga e nuoto con la scuola per i bimbi con disabilità. Il comune investe un fondo ministeriale nel progetto del comprensivo, un educatore accompagnerà gli alunni degli asili di Vellai e Pasquer. E sempre da Feltre, centro di Tomo gremito per festeggiare il ritorno dell'alpeggio. Siamo alla rubrica Cultura e Società, pagina 23, verso il centenario. Ad Asolo, rifugio sognato per la vecchiaia, la casa che Eleonora non ha mai avuto. Ricostruito al museo Il mondo della Duse, risplendono i suoi abiti e aleggia il suo profumo. A darle voce è Ottavia Piccolo. Dalla rubrica troviamo anche uno speciale dedicato al Vajont. Siamo a pagina 1, ottobre 1963-2023, Vajont 60 anni dopo, la memoria di così tragico e doloroso evento susciti rinnovato impegno nella promozione dei valori della vita e della dignità umana. Quindi troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi anche un inserto specifico al 60° del Vajont. Memoria al futuro, il nostro impegno, l'editoriale a firma del caporedattore del Corriere delle Alpi Luca Traini. Questi alcuni numeri della diga del Vajont: 1569, Castellavazzo, Longarone, Rivalta, Pirago, Villanova Fe, le vittime di queste frazioni e del comune stesso di Longarone. La diga, altezza 261,60 metri, lunga 160,50 metri. Nel cimitero di Fortogna le vittime sepolte sono 1464, riconosciute di queste riconosciute 701, quindi praticamente la metà, nomi riportati in 11 lastre di metallo. 158 le vittime di Erto e Casso, 129 di altri luoghi, 54 le vittime del cantiere della diga, 31 i bambini mai nati. In totale 1910 le vittime di questa immane tragedia. La frana, 263 milioni di metri cubi franano in 20-25 secondi a 90 km all'ora, provocando l'onda d'acqua alta 250 metri. L'acqua è composta da 50 milioni di metri cubi d'acqua, sono due le onde, 30 milioni di metri cubi si sono riversati ad Erto, gli altri 30 milioni di metri cubi si sono riversati su Longarone. Immagini indelebili, quella prima alba. Giorgio Salomon, 22 anni, era fotografo all'Alto Adige, partì di corsa da Trento, si pensava ad un attentato. Arrivato a Longarone il suo primo scatto è ad una 500 schiacciata dai massi. Tina Merlin è denunciata per i suoi articoli accorati, attorno a lei il silenzio. E ancora in trincea, reclute inviate a scavare sul Piave, alcuni impazzirono. Nello dei Poloni, Erola Fantuzzi suonò l'allarme e partimmo. Un monito dal valore universale contro i disastri causati dall'uomo, dagli atti del processo alla giornata del ricordo. Il 9 ottobre è diventato un punto di svolta. E ancora occhi di bambine, le donne di Codissago, testimoni della catastrofe quando erano piccine, si raccontano sul palco. Siamo a pagina 9 di questo approfondimento. A casa di mia sorella solo le fondamenta, il dramma di Roberto che perse 20 familiari. Polla era a Gorizia per lavoro, il 10 ottobre tornò di corsa a Codissago. In ogni paese chiedevo notizie, dicevano che la diga era crollata. Dalle analisi ai gialli, le letture sul Vajont, ed ecco in questo scatto, perché si sta guardando da Facebook o YouTube, la frana che andò proprio all'interno della diga del Vajont, una fotografia a colori. Vediamo appunto il bacino integro e l'enorme massa di roccia che andò a finire appunto all'interno del bacino. In alto il comune di Casso e in fondo invece sulle sponde il comune di Erto. Sentenza Reberschak, un caposaldo gli atti del giudice Fabbri, la maxi istruttoria ora pubblicata integralmente. La promessa vana di Leone, voi avrete giustizia, poi una raffica di assoluzioni, la Cassazione nel 71 metterà una pietra tombale sulle responsabilità, Biadene e Sensidoni colpevoli solamente di inondazione aggravata. Lapidi e croci, tappe della memoria, dal museo alla chiesa del Michelucci, tutto ciò che c'è da visitare a Longarone. Il campanile di Pirago è rimasto in piedi miracolosamente, nonostante l'onda abbia cancellato la parrocchiale. In piazza Gonzaga raccolte le immagini del paese di un tempio con le foto di gruppo scattate poche ore prima della catastrofe.
E accanto alla diga bandierine colorate per ricordare i bimbi travolti dall'onda. Osvaldo Filippini aveva realizzato un memoriale nella sua abitazione. Lapidi posate dai familiari ricordano gli operai mai ritrovati. Milioni di metri cubi di materiale franato nel lago artificiale sono ancora lì, servirebbero secoli per portarli via. Futuro e memoria, pagina 14 di questo inserto speciale del Corriere delle Alpi. Renato Migotti: grazie ai giovani ci sarà continuità nel ricordo. Gli atti dell'inchiesta, dal paese un urlo prolungato, i ricordi del medico Trevisan. E ancora, il Vaionte interroga tutti noi, Paolini e l'orazione civile plurale. Il testo dello spettacolo del 97, riletto e modificato, oggi sarà rappresentato in 130 teatri, tra cui il Piccolo Teatro di Milano, in cui è operativa anche la famiglia bellunese appunto di Milano, che inaugurerà proprio questa sera all'interno del Piccolo Teatro di Milano la mostra dedicata al Vaionte. Tragedie così sono piene di segni premonitori, oggi l'accento va sugli errori. Martinelli agli altri, l'onda sullo schermo, il disastro è stato al centro di numerosi lavori cinematografici e il pianista Anzovino ha composto una suite. E l'ultima pagina appunto è un ringraziamento ai soccorritori che hanno prestato il proprio servizio e il proprio impegno i giorni successivi a questa immane tragedia. Era il 9 ottobre del 1963, quest'anno appunto vi è il 60°. E dopo l'inserto del Corriere delle Alpi dedicato al Vaionte, le ultime pagine di questa edizione di Edicola Beluna ci portano allo sport, pagina 25, Dolomiti, altri 3 punti al 95° e secondo posto. Un'inzuccata di Toniolo chiude in gloria un pomeriggio non indimenticabile e stende un Bassano che mastica amaro. 1-0 il risultato finale. Ma si sono svolte altre partite nella giornata di ieri e di sabato. Calcio di eccellenza, Cavarzano accappò anche con l'Ia Piave. 1-0 il risultato finale. Calcio di promozione, l'Alpago mostra i muscoli. Poker al 90 e quarto posto. 2-4 il risultato finale. 1-1 invece tra Borgo Valbelluna e Montello. E ancora, per quanto riguarda il calcio di prima categoria, Schiara a un passo dall'impresa, Cappella Maggiore fa pari al 94°. 2-2 tra Schiara e Cappella Maggiore, 2-1 tra Dolomiti Bellunesi e Virtus Padova, 3-1 tra Vittorio Veneto Dolomiti Bellunesi. Sempre dal calcio di prima categoria, 3-1 Fioribarpa Santa Lucia, 2-0 tra Lentiai e Fontane. Per ancora calcio di seconda categoria, 5-0 tra Juventina Mugnai Suis, 1-1 tra Pedavena Ponte Alpi, 1-3 tra Nogareso Spirolese, 1-0 tra Comedico Castiono, 1-1 tra Itras Santa Giustina Fulgor Farra, 1-3 tra Cordignano Plavis, 0-3 tra Arsè San Martino Colle. Terza categoria, 2-2 tra Alpescesio Agordina, 2-0 tra San Vittore Val Zoldana, 4-0 tra Piave Tambre, 1-2 tra Fortogna Domegge, 3-0 tra Dinamo Lamonese, 1-1 tra Cadore Cortina, 5-2 tra Gemelle e Auronzo. Per il calcio giovanile, questi i risultati: Under 19 2-5 tra Luparense e Dolomiti Bellunesi. Per gli Under 19 regionali Girone F, 2-1 tra Cavarzano Europeo Cessalto, 1-2 tra Limana Ponzano, 2-0 tra Alpago Mareno, 1-4 tra Ponte Alpi Vazzola. Calcio giovanile Under 17 Girone B, 2-0 tra Dolomiti Bellunesi Vazzola, 9-2 tra Union Pro Cavarzano. Per il Girone D, 2-3 tra Union QDP Alpago, 5-2 tra Conegliano Juventina Mugnai. Under 16, 1-6 tra Jesolo Dolomiti Bellunesi. Elite B, Under 15, 0-1 tra Vedelago Dolomiti Bellunesi. Under 15 Girone D, 0-5 tra Alpago Porto Mansuè, 0-0 tra Cavarzano 0 Branco. Under 14 regionali C, 1-0 tra Dolomiti Bellunesi Vittorio Falmec. Campionati del CSI e Carnico, tanti risultati, leggiamoli immediatamente per voi, carissimi amici radioascoltatori. 0-0 tra Cantine Riunite e Ersè Vignui, 1-1 tra Farrentina Virtus Nemeggio, 1-4 tra Plavis Chies, 0-2 tra San Vittore e Sottocastello, 1-0 tra Sedico Bellunese Calcio, 1-1 tra Soccer Le Ville, 4-1 tra Team Stramal Sovramonte, 1-3 tra Buona Tavola Plavis Veterani, 1-5 tra Cavarzano Bar La Sosta, 4-1 tra Dante Willis Bar, 2-2 tra La Valle e Pizzeria Salinas e 2-1 tra Nicia e Team Stramal. Campionato Carnico, 0-0 tra Ravascletto Sappada, 0-1 tra San Pietro e il Castello Gemona.
Altro sport che interessa la provincia di Belluno, siamo a pagina 37, basket Serie DR1, una serata di galà per il Valbelluna piegato il Roncade, 82-67 tra Valbelluna e appunto Roncade. Rugby Serie B Belluno beffato dal Mogliano per 1 punto, i ragazzi di Dal Ponte danno battaglia e a pochi minuti dalla fine sono in vantaggio, ma al 77esimo c'è il calcio di punizione fatale, 24-25 tra Belluno e Mogliano. Ancora dal rugby, difesa decisiva nel finale, Feltre batte Trento ma soffre, 13-10 risultato finale. Pallavolo, Coppa Veneto femminile, è tutto facile per il Feltre, il Limana si arrende in 3-7, 0-3 tra SCP Limana, Feltre Cassa Rurale. Hockey Alps League, errori e tante assenze nel Cortina, il Vipiteno espugna l'Olimpico, coach De Bettin scende in campo senza avere nemmeno 4 linee complete, Colli riapre le speranze nel secondo Dittel e la Cedelli accorcia ma non basta. Mountain bike, grande rimonta per Speccia, in Canada è 11ª. Automobilismo, Fontana sottotono in gara 2, si ferma al 14° posto. Atletica giovanile, Saadui e Melpignano nella top 10 nazionale. Podismo a Longano, pedonata delle Oselete, Zanatta e Gervoletta al top. Ancora da podismo, Cossettini e Darri conquistano Orzes. Corsa in montagna, Vertical Vallesella, le firme di Dacol e della De Filippo, sempre da corsa in montagna, Cagnati e Zanette, coppia vincente sul Dolada nel ricordo di Viel. Bill Big Match, sport di carattere nazionale, gol e spettacolo olimpico, Vecino rilancia la corsa laziale. Ma terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Di notte cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura. Di mattina nuvolosità in diminuzione e nebbie in dissolvimento. Dal pomeriggio ovunque sereno o poco nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.